Di nuovo in diretta con Focus TG, vi abbiamo dato un'ultim'ora poco fa, un crollo del solaio dell'ex caserma Pepe, ci sono 4 feriti, 5 evacuati, ci dice tutto in diretta Lorenzo Maier. A te Lorenzo, cosa è successo? Buongiorno direttore, ai nostri telespettatori. C'è stato pochi minuti fa, 40 minuti fa circa, il crollo di un solaio alla caserma Pepe a San Nicolò, a Lido di Venezia, dove ci sono dei lavori in corso, quindi c'erano 9 operai di una ditta specializzata al lavoro. È crollato questo solaio. Il bilancio è un bilancio pesante, ma poteva andare molto peggio, visto che nessuna delle persone coinvolte in questo incidente è in pericolo di vita. 5 persone sono rimaste illese da questo crollo, 4 feriti in maniera seria ma non gravissima, non in pericolo di vita, comunque hanno riportato varie contusioni e forse fratture. Adesso sono in corso gli accertamenti. Di queste 4 persone per trasportate sono intervenuti 2 elicotteri, uno da Padova e uno da Treviso. I feriti sono già negli ospedali, uno è ricoverato all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo in centro storico a Venezia, 2 sono a Mestre e 1 a Treviso. Lorenzo, grazie molte, se avrai altri aggiornamenti richiedici la linea. Grazie Lorenzo Maier. Sarà da capire cosa è successo, chiaramente sono indagini, probabilmente immagino che l'area verrà posta sicuramente sotto sequestro e ci saranno degli accertamenti. Comunque il bilancio per quanto riguarda la situazione delle persone, che è la cosa che ovviamente premeva di più, è questo al momento. Grazie Lorenzo Maier. Saluto e ringrazio molto, non so, un amico, anche una star della televisione, il professor Stefano Zecchi. Professore, è un piacere averla qui. Il professor Zecchi è in consiglio comunale a Venezia. Se dovessimo leggere la sua storia, non so, ci metteremo circa 3 ore. Ha insegnato estetica per tanti anni all'Università di Milano, è un accademico, è stato presidente dell'Accademia delle Belle Arti a Brera, in consiglio di amministrazione al Piccolo Teatro, un uomo che della cultura si è sempre occupato e che ha scritto tantissimi libri, quindi è un grande piacere averla qua. Professore, tanto lei abita a Lido, sì, e questa insomma, purtroppo un altro incidente sul lavoro lì dove lei vive. Lei ricordo, il professor Zecchi è nato a Venezia. Sì. Professore, ecco, ci sono tante storie che raccontiamo di Venezia e anche degli scontri. Vediamo, li abbiamo indicati nel titolo, che chiedo alla regia di mandare, e cioè lo scontro sulla Biennale, perché il governo non vuole il padiglione russo alla Biennale, ha minacciato anzi di togliere dei finanziamenti, e poi anche lo scontro per la direttrice Venezi alla Fenice. Partiamo dalla Biennale. Lei come la vede? Dunque, viene evocata sempre la censura, che non deve essere in nessun modo comminata, e va benissimo. Censura, non si censura l'arte, però si possono censurare gli artisti, perché la censura guarda evidentemente il modo di fare arte. Allora ci sono artisti che sono collusi con i peggiori regimi e ci sono artisti che in quei peggiori regimi rischiano la vita per affermare la propria visione del mondo. E allora non si può pensare che l'arte sia qualcosa di irenico che salva il mondo. Questo lo pensano le anime belle, come avrebbe potuto dire Hegel. No, l'arte è forse la forma, e gli artisti che la praticano, la forma più efficiente di una metapolitica.
efficiente nel modo in cui proprio poi entra nel dibattito, nel discorso delle persone. Quindi è inevitabile che Biennale sia una istituzione che ha una sua indiscutibile per statuto autonomia di gestione, ma è politica, è politica. Lei si ricorderà quella grande avventura che fu nel 77 quando Craxi volle fare una Biennale del dissenso. Contro chi? Contro il padiglione gestito dalla Russia, che era l'Unione Sovietica, e come allora i comunisti dissero che quell'iniziativa era provocatoria, era qualcosa che non andava fatta, che in realtà tutto andava bene in Unione Sovietica. Grandi figure di comunisti come Argan, come Lombardi Radici. Quindi è inutile trincerarsi dietro l'autonomia e l'idea che l'arte non debba essere censurata. Vanno presi in considerazione coloro che fanno arte, e quindi c'è poco da fare. È giusto censurare in questo caso gli artisti che oltretutto sono vicinissimi al regime, perché una è la figlia di Lavrov, il ministro degli esteri della Russia, e un'altra che è vicina al KGB, una persona, il padre, il fratello, non lo so, vicino al KGB. Quindi c'è poco da fare. Bisogna mettersi in testa che un'istituzione importante come la Biennale è un'istituzione politica che attraverso l'arte fa politica, ed è una cosa nobile, fare arte attraverso una visione del mondo che non sia asettica. Ecco, questo scontro tra il ministro Giuli e la stessa Premier da una parte, e poi dall'altra invece c'è il sindaco Brugnaro, c'è il Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, al suo giudizio come andrà a finire? Dunque, Buttafuoco e Giuli sono due belle intelligenze, però né l'uno né l'altro cederanno sicuramente. E io sono convinto che, come la Presidente del Consiglio dice, la politica estera non la può fare Biennale, lo fa il governo, lo fa il Presidente della Repubblica. E lo stesso Presidente della Biennale è una figura scelta politicamente, quindi è inutile trincerarsi dietro questo discorso. L'ho sentito appunto fare da Brugnaro, l'ho sentito fare da tante altre figure dell'amministrazione veneziana e veneta. No, non si può pensare che l'arte sia semplicemente questo luogo irenico. L'arte ha sempre avuto delle grandi capacità di tensione, di confronto. E questo è il fascino dell'arte. Andrà a finire, penso, necessariamente con un ritiro della delegazione artistica dalla Russia, e io spero che si dica che non si deve fare del padiglione della Russia un altoparlante di un governo, di un paese, di uno Stato così nemico della libertà come quella russa. Professore, lei è stato assessore alla cultura al Comune di Milano, molti sperano che lei, nel caso vincesse Simone Venturini alle prossime elezioni di Venezia, si occupi nuovamente e pesantemente di cultura. Diciamo, è una prospettiva che la può interessare? Sì, se no non mi sarei candidato, ovviamente alla mia età avrei preferito fare dell'altro, ma sì, perché insomma una città la salvi e la porti avanti attraverso la cultura, perché cultura vuol dire capacità di mettere insieme energie vitali della città, far crescere la città attraverso il confronto, appunto, del dibattito. È lì che si mostra come l'arte ha una sua funzione di relazione. E un assessore, diciamo così, che ha una visione liberale, cerca di far emergere le energie migliori della città, di metterle insieme, di dargli spazio, di premiarle per il merito. Ci sono tante cose che andrebbero fatte. Questa
Giunta è stata molto brava a rimettere a posto i bilanci. I bilanci vogliono dire i soldi dei cittadini, però a mio parere si poteva fare di più per la cultura, non soltanto costruire delle strutture che sono importanti, ma far vivere queste culture con un'anima continua di partecipazione, di invenzione. E questo secondo me deve essere il ruolo di un assessore alla cultura, cioè dare spazio a figure che rappresentano la città, che dialogano con altre città. Il mondo, c'è un bel modo di dire, il mondo si salva attraverso la città e questo è a mio parere cruciale. È una città la porti avanti attraverso la cultura e la cultura di una città non si può portare avanti come se fosse un consiglio d'amministrazione di una SRL economica, industriale. Io appunto sono stato in tante istituzioni culturali, lei prima le ha citate, e lì bisogna avere un occhio diverso dalla gestione sostanzialmente puramente economica. Un'istituzione culturale non è una SRL, ecco, questo voglio dire, sarà anche quello, ma innanzitutto ha l'anima e il cuore della vita di una città. Professore, un altro scontro in atto a Venezia è quello per la nomina della direttrice Beatrice Venezi, direttrice musicale della Fenice, da una parte il sindaco Brugnaro, il sovrintendente Colabianchi, dall'altra gli orchestrali, una parte degli abbonati sindacati che non vogliono questa musicista. Guardi, è stata portata avanti, mi spiace dirlo, è stata portata avanti molto male questa questione. Lei prima ha avuto, come dire, la generosità di fare un piccolo mio curriculum personale, tra cui ci ha messo anche l'assessorato alla cultura a Milano, che si è svolto proprio nel periodo della peggior crisi della Scala, e io ero assessore a quel tempo, con le dimissioni a mio parere, del più grande direttore d'orchestra vivente, Riccardo Muti. Allora questo, voglio dire, mi sta a cuore questo, perché tra l'altro non è mai venuto fuori, ma il fratello di mio nonno è Carlo Zecchi, un direttore d'orchestra. E io immodestamente e incapace ho anche il diploma di violino. Ecco, quindi è una materia che mi sta molto a cuore. Insomma, non ci si mette mai contro l'orchestra, mai. Si cerca il dialogo, si cerca l'accordo. I musicisti sono figure che vivono di arte, sono figure particolari, sensibili, hanno a cuore la qualità estetica della loro rappresentazione. Non si può fare muro contro muro e appunto pensare a un'istituzione come la Fenice, un'istituzione che sia da gestire come una società per azioni. No, non si può. Professore, dobbiamo collegarci con Padova perché ci sono stati arresti di esponenti del centro sociale Pedro, prima abbiamo sentito un attivista, adesso di nuovo Valentina Visentin, non so se c'è un presidio, se ci sono le forze dell'ordine. Valentina, a te. Sì, direttore, intanto vedete è diventato molto più affollato il presidio in vista dell'udienza del processo per direttissima dei 4 arrestati. Siamo in grado di darvi qualche informazione in più, nel senso che c'è anche la versione di quanto è accaduto ieri sera con l'arresto per resistenza aggravata a pubblico ufficiale in concorso di 4 manifestanti, scusate, 4 attivisti del centro sociale Pedro. Per 2 di loro è stata contestata
contestata anche l'ipotesi di lesioni personali aggravate e nel bilancio risulterebbero feriti 7 componenti delle forze dell'ordine che appunto come vi abbiamo detto stavano procedendo ad un controllo sul territorio, hanno fermato quest'auto, a bordo 3 ragazzi, la tensione è salita rapidamente e c'è stata anche una colluttazione. Prima avevamo avuto la versione appunto degli attivisti del centro sociale Pedro, secondo il bilancio delle forze dell'ordine risulterebbero 7 militari feriti e l'auto che stava procedendo poi al controllo sarebbe stata accerchiata da altri ragazzi accorsi appunto per chiamati dai 3 che stavano invece subendo il controllo dei carabinieri. È in corso in questi minuti, appunto dicevamo, il processo per direttissima. Le accuse però che vengono mosse ai 4 arrestati è di resistenza a pubblico ufficiale in concorso e per 2 di loro appunto anche vengono contestate le lesioni personali. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentini. Ecco, non era stato detto precedentemente che in questo scontro tra esponenti del Pedro e le forze dell'ordine sono rimasti feriti 7 uomini dei carabinieri, quindi voglio dire, o della polizia, adesso non ho sentito bene, ma in ogni caso con conseguenze non poco rilevanti. Professore, prendo spunto da questo fatto perché spesso parliamo di violenza giovanile, insomma di disagio giovanile, ma anche di tensioni politiche che ogni tanto riaffiorano, per esempio tra centri sociali e forze dell'ordine. A volte sembra di tornare, non dico 70. Agli anni di piombo, no? Ma però cosa dice? Sì. Ma guardi, dico quello che hanno detto dei grandi come Max Weber, Pareto: una democrazia ha sempre una sacca inevitabile di contestazione violenta, sempre. L'importante è riuscire a contenerla e fare in modo che non incida sulla vita democratica della gente che tutti i giorni va a lavorare e poi vuol tornare a casa tranquilla. Quindi il problema è non avere il senso, diciamo pure il sentimento della tolleranza, cioè queste persone vivono per la contestazione, vivono per poter fare il casino che poi porta a guai di tutti i tipi, da vetrine infrante, macchine saltate per aria. Ecco, quindi per fortuna sì, non abbiamo un'organizzazione come appunto gli anni di piombo, però queste realtà di violenza bisogna essere in qualche modo disposti ad accettarle e a contenerle, non ad accettarle con la tolleranza, no, tolleranza zero, ma sapere che ci sono, che non si elimineranno mai. Questo non lo dico io, questo lo dice grandi ricercatori di sociologia, come dicevo prima, da Max Weber, Pareto, eccetera. Professore, un'ultima cosa, lei fa parte della commissione selettiva sì. Delle produzioni cinematografiche. C'è stato anche qui uno scontro, è ancora in atto, sulla diciamo, l'esclusione di un film su Giulio Regeni, il ricercatore italiano che era stato assassinato in Egitto dai servizi segreti. Anche qui proteste dall'una e dall'altra parte. La Commissione dice: noi abbiamo selezionato, siamo una commissione indipendente, ci sono ovviamente ci sono dei requisiti per chi propone di partecipare ad un bando, c'è una graduatoria, noi abbiamo rispettato, dice la Commissione, diciamo quei punti, mentre dall'altra parte si dice non è possibile escludere per il valore, per cosa simboleggia la morte di Giulio Regeni, un film che gli è stato dedicato. Intanto trovo che è indecente fare politica sulla tragedia di un povero ragazzo che poteva essere un mio studente, quindi ancora di più sento il problema da professore che fa di una ricerca protagonista un suo studente. E questo è un fatto però strettamente personale.
La questione è questa, è un docufilm, cioè un documentario sul film. Allora il problema è che non può essere il titolo, diciamo così, che di per sé giustifica lo sviluppo in questo caso del docufilm, perché anzi tanto più è importante l'argomento, tanto meglio deve essere fatto, proprio per non cadere in errori di comunicazione e danneggiare la figura stessa, in questo caso Regeni, che era protagonista della vicenda. È un documentario che tra l'altro si può vedere, costruito tutti sugli atti giudiziari, che va benissimo, ma in questi casi, se fosse stato portato, come dire, a me una tesi con la persona, gli avrei detto quello che dico quando un ragazzo mi porta il suo progetto, il suo sviluppo della tesi di laurea, gli avrei detto: guarda, porta maggiore attenzione a questo, sviluppa questo, togli quello. Allora, per esempio, in quel caso lì, interessante, perché questo ragazzo va in Egitto? Cosa è successo a Cambridge? Cosa succede in quel momento in cui da lì va poi a Cairo? Ecco, voglio dire, quando tu ti prendi la briga di fare benissimo una testimonianza di quell'altro problema che è stato la tragica fine, il martirio di questo poverino, no, tu devi avere una sensibilità e una capacità di documentazione alta, perché se io faccio un libro, voglio scrivere un libro su Kant, uno dei più grandi filosofi del mondo, non è che perché faccio un libro su Kant di per sé è un bel libro, anzi devo avere maggiore attenzione proprio perché è una figura così eccelsa che il mio lavoro deve essere altrettanto adeguato. Diverso sarebbe se lo facessi su appunto un filosofo minore del Settecento, lì lo sbaglio può essere più accettabile, ma non su una cosa importante. Io mi auguro che sulla fine tragica di Regeni si faccia un docufilm che abbia un valore di comunicazione estetica, sociale, etica alto. Faccio un esempio: abbiamo finanziato il docufilm su Tortora, fatto da Bellocchio. Secondo me è bellissimo. Bellissimo, perché riesce a entrare e uscire dai sentimenti agli atti giudiziari, dagli atti giudiziari alla visione pubblica, dalla visione pubblica agli infami che l'avevano accusato, da quegli infami ai giudici. Molto bello. Questo voglio dire, secondo me lì, vedendo questo, si impara a capire quello che va bene e quello che non va bene. Professore, grazie molte. Aggiungerei che da Presidente, io sono il Presidente della Veneto Film Commission, non mi permetterei mai di interferire con il lavoro di commissioni di selezione di produzioni cinematografiche che sono assolutamente indipendenti. Quindi voglio dire, non si può, bisogna rispettare anche le scelte di chi è chiamato a svolgere un compito. Che è difficile, lei lo sa quanto è difficile, perché un conto è avere un libro in bozze che tu giudichi, un conto è avere un film che ancora non c'è, non sai ancora bene dove giudicarlo. Professor Stefano Zecchi, grazie molte, grazie per essere stato con noi, avremo ancora modo di parlare di questo ed altro, quindi grazie professor Stefano Zecchi, dobbiamo andare in pubblicità e poi torniamo per la chiusura. Vi abbiamo dato poco fa, un'ultima ora, il crollo di un solaio di una ex caserma, l'ex caserma Pepe del Lido di Venezia, con 4 feriti, 5 evacuati, ovviamente tutti i particolari stasera nei nostri telegiornali. Stasera Focus alle 21:20 come sempre, grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Andrea Basso, buona giornata, arrivederci.